Seconda giornata di campionato al Palasport di Vazzola, qui da Udino Baggio per Roploz. La Miti Vicinalis reduce da un 3-3 contro il Futsal Infinity Godego, che arriva da una vittoria. La divisa bianco-blu inizia l'incontro per la squadra di Giata in sovrapposizione, va Azzabi, servito Azzabi alla conclusione, la parata di Bortolomiol. Otero va da Orsi, Otero poi in contromovimento, serve Cardellicchio e con un gioco di prestigio va via Cardellicchio, scarica la botta vincente e fa 1-0 Miti. Correa filtrante, interviene Azzabi che la allarga, Massarotto, la palla resta lì, palla dietro, capisce tutto nella lettura. Basso, la porta lui, si allarga sull'esterno, poi va Basso, ci prova lui, deviazione. Dellicchio la tocca per Brian Orsi per Otero, aveva costruita bene questa azione. Azzabi dialoga, Azzabi poi va da Giata la trattiene da terra. Cosa ha provato a fare Giata? Dellicchio va via, poi la lascia lì, il tocco dietro per Orsi, ancora Cardellicchio si gira, Orsi, contrasto, poi c'è Wally di fronte al portiere, scende molto bene ecco dietro per Wally, di lui Orsi, prova il blocco, poi va Wally col mancino, palla a Palombella a scendere, la protegge, benissimo di fisico, basso a centimetri dal gol, largo per Baldassar che va di prima, capisce tutto Azzabi, c'è anche Massarotti in mezzo, una finta, Azzabi si allarga, Azzabi poi riesce a metterla dentro, Correa tenta l'affondo, va Correa, poi la scivolata, un'altra spaccata di Azzabi, vincente, può ripartire il Godego, la palla larga, Giata, messa dentro, Assed, timbra l'1-1, la pareggia la squadra ospite, allenata da mister Paolo Marotta. Wally, a destra c'è libero anche Assed, Wally preferisce andare verso il centro, poi c'è libero Giata, la palla dentro, da terra Assed, alla fine alla meglio Bortolomeo, da Giata si gira e poi la perde, Orsi per Correa si gira, ancora Orsi dietro da Correa di prima, traversa e poi ancora Correa, con convinzione, con voglia, con forza, fa 2-1 Miti. Otero è partito sulla sinistra, Cardellicchio non lo segue, Cardellicchio tutto solo, la mette giù, Prosdocimi, in mezzo anche Pichal e Assed, ma va dietro da Zabi che scarica il destro, deviazione palo, Otero sulla sinistra, Basso e Correa, parte Basso, la lascia a Correa che va da Otero che si è allargato, Prosdocimi capisce tutto, è ancora viva, dietro da il capitano, tenta il sinistro, di nuovo Prosdocimi, Azzabi d'esterno, la protegge Giata il tocco sotto, dentro da Sed di fronte al portiere, Giata parte lui, di riflesso Bortolomiol, lungo direttamente da Otero, stop di petto, si coordina Otero, Orsi va da Cardellicchio lasciato solo, trova lo spazio per Orsi, era destinato in porta, Sed, trovato libero Giata scarica una botta, Assed la parte opposta, manovra l'Infinity Godego, ancora Assed, Giata 1-2, si chiude alla perfezione questo triangolo e con la doppietta personale Assed consegna il pareggio, può ripartire in contropiede con Giata, ma termina qui l'incontro al Palasport di Vazzola. Ai gol di Cardellicchio e Correa per la Miti risponde la doppietta di Assed per l'Infinity Godego, un punto da entrambe le parti.